Bentornati a tutti su Big Rocket Project. Oggi, come vedete, non siamo in laboratorio, siamo qua al computer nella mia postazione di lavoro perché risponderò finalmente ad una domanda che mi avete fatto in tantissimi, e cioè come impagino tutti i miei progetti e che programma uso. Quindi oggi andremo a vedere come io utilizzo Fusion 360 per impaginare tutti i miei progetti. Prima di cominciare volevo fare due disclaimer veloci. Uno, questo non è un tutorial su come si utilizza Fusion 360. Trovate tutto quello che serve se volete imparare a utilizzarlo online, oppure se volete una formazione più professionale e completa vi consiglio di andare a vedere sul sito della Makers Academy il corso Fusion Gold, ve lo lascio qua sotto in descrizione. Secondo, non voglio commenti di tutti i saputelli che ci sono che utilizzano Fusion dicendo ma avresti dovuto farlo così, ma questa cosa si fa meglio cos'ha, perché ci sono 100 modi diversi di fare la stessa identica cosa. A me interessa solo il processo e raggiungere il risultato. Bene, come detto, quindi io utilizzo Fusion 360 per fare questo tipo di lavori. All'inizio ho utilizzato anche SketchUp, prima di lui non utilizzavo niente, poi quando ho capito quanto è utile e comodo saper utilizzare certi programmi di modellazione, soprattutto Fusion 360 se si decide di utilizzare anche la stampante 3D piuttosto che una macchina a controllo numerico, è fondamentale. Siccome devo andare a progettare una console per la TV, o quindi un mobile abbastanza basso dove verrà sopra appoggiata una TV, prendiamo questo qua come esempio e vi faccio vedere tutto il mio processo. Spostiamoci su Fusion. Ok, arrivati qua ci sono i soliti comandi, staremo solamente nell'ambiente design noi e utilizzeremo semplici comandi super facili. Il mobile in questione che devo andare a realizzare è questo qua. Questo qua è uno schizzo che mi ha fatto il cliente, è una console, vedete qua le gambe alte 10 cm, queste andranno fatte con un tubolare d'acciaio e tutto è alto 30 cm, profondo 60 e lungo 2 metri. Prima cosa andiamo a disegnarci tutto il nostro perimetro, quindi torniamo qua, faccio la R per chiamare lo sketch con rettangolo. Sulla destra qua potete trovare già tutte le impostazioni da cambiare. Io prendo il rettangolo centro che comincio a farlo qua e quindi abbiamo detto che deve essere alto 30 e largo 2000. Detto questo, ho per fare un offset di 19 mm, in realtà è meno 19. Il tutto lo farò con un listellare, adesso l'impiallacciatura finale non lo so, dipende dall'essenza, penso un rovere o qualcosa del genere. Andiamo a fare E per estrudi e facciamo 600, boom, e abbiamo già la nostra console di come deve essere. Poi i divisori qua mi sembra che lui li abbia disegnati simmetrici, le gambe invece mi sembrano praticamente un parallelepipedo che sostiene anche sotto e si toglie. Proviamo a fare quello, quindi nella parte sotto schiacciamo di nuovo R su questa faccia, facciamo P per fare un project di queste misure. Mi ha riportato sopra lo sketch questi punti. Se noi andiamo a togliere il body vedete che mi ha rifatto questo, altra funzione molto interessante. E come per tutto il resto io gli vado a fare estrudi di meno 20, questo qua lo estrudiamo di 20. Siccome è attaccato al corpo precedente, qua me lo fa automaticamente in joint e io vado in new body, quindi ho un secondo body qua che è questo frame fatto. Lo prendo, lo copio e gli dico vai in su di quanto? Meno 10. Faccio I per controllare che da estremità a estremità niente, e infatti dobbiamo togliere ben 70 mm, quindi tac, va in giù di 70 mm. Ok, adesso da lì a lì c'è 10 mm e quindi da qui a qui ce ne saranno 6. Questo qua lo andiamo a togliere, sempre tocco questa faccia, schiaccio R per rifarmi il quadrato, faccio un 2x2, estrudo di 60, boom, eccolo qua. E lui mi ha già fatto, come non l'ho controllato, mi ha già fatto joint, quindi l'ha unito a quello sopra. Noi non lo volevamo fatto con joint, quindi CTRL Z, torna indietro, estrudi di 60 e invece di joint mi fai questo. Mi serve un body singolo perché noi lo andiamo a prendere, facciamo copia. Adesso faccio punto punto, quindi da punto a punto, perfetto. Prendo queste due, copia e incolla da punto a punto, perfetto. Quindi ho i miei 4 piedini con questo sopra e questa quindi è la base fatta e pronta, con misure che avevano detto sempre 2600 e alto facciamo sempre da qui a qui sempre 10. Noi adesso andiamo a prendere questo create new components, prendiamo questo e questo, li buttiamo dentro e la chiamiamo base.
base ferro. Dopo che avete fatto tutti i body si deve sempre passare a fare i componenti, così potete esplodere le cose, prendere i pezzi singoli come sono oppure nasconderlo o altro. Torniamo alla nostra console sopra. Come si vedeva qui, la console quindi è divisa, abbiamo una parete, due pareti, tre pareti. Ok, quindi bisogna dividerlo in 1, 2, 3, 4 comparti. Quindi cosa facciamo? Andiamo qui, facciamo sempre un comando qualsiasi che possa essere L di line, R di rectangular o C di circle per richiamare lo sketch su quella faccia. Prendo una faccia e due facce, le seleziono tenendo il tasto shift e faccio crea linear pattern e a me mi serve quanto? 4, ok? Andiamo a vedere e questo lo andiamo a congiungere esattamente con questo 1 2 3 niente, allora 5 1 2 3 4 è quello che cercavamo e così abbiamo la certezza che sia totalmente diviso in modo perfetto. Questo cosa ci serve? Adesso ne prendiamo 1 2 3 tenendo sempre premuto shift, faccio la E di estrudi e lo facciamo di 600, andiamo in fondo e facciamo meno 600 e facciamo sempre new body, boom, così noi a questo punto abbiamo la nostra console che si sta sempre di più avvicinando a quello che voleva lì. Ok, dobbiamo solo disegnare queste e le antine. Ora a me nasce già un dubbio sul punto di vista progettuale. Qui c'è una mensola che sicuramente è a filo col bordo, mentre le ante qua e i frontali dei cassetti vanno in battuta esterna, quindi ci sarà un dislivello a un certo punto. Ok, quindi proviamo a rifare una cosa, schiacciamo sempre qua e facciamo R, facciamo P e facciamo project di questa forma. Perché mi serve? Perché io se faccio rectangular riesco ad andare a prendere esattamente questa sopra, quindi da qua vado a metà, estrudi 19, raccomando new body, copia incolla, prendi sposta da punto a punto 1 e 2 e queste sono le due antine. Entriamo in modalità sketch sempre su questa faccia. Noi abbiamo qui la linea, io potrei tranquillamente prenderla e fare così. Questa è esattamente la metà. Se andiamo a fare un offset 8 di lì e partendo sempre da questa offset meno 8 di là, prendiamo questa e la cancelliamo, noi abbiamo il nostro pannello esattamente in centro, che sarà la divisione ovviamente dei due cassettini. Quindi prendiamo questo e facciamo sempre meno 600 e mi raccomando new body. Questo new body è identico a quello che avremo di qua, ok? Che cos'è quello che c'è di qua? Semplicemente una mensolina, quindi lo andiamo ad allineare, fare semplicemente sempre point to point da il centro qui a qui e lui si va a appoggiare ed è a filo come vedete. Quindi qua abbiamo la mensola, qua abbiamo due scomparti per metterci tutti i cavi e le cose, qua abbiamo il divisorio per i due cassetti, qua già andiamo a rinominarlo perché cominciano a esserci un po' troppi body, quindi abbiamo anta 1 anta 2 che arriva a filo di lì a filo di là. Quello che serve a noi è semplicemente farci un nuovo proiettare anche questo e proiettare anche questo. Perfetto, ce li abbiamo tutti. Rettangolo da questo alla metà della metà, ok? E questo che tocca qua. Adesso potrei usare il comando trim per togliere tutte le linee che non mi servono, però non me ne frega. Come vedete, dopo che avete estruso un pezzo nuovo, lo sketch te lo toglie, però lo trovate sempre qua nella sezione sketch in basso, è l'ultimo che avete fatto se volete riattivarlo. Estrudi 19 new body. Ricordiamoci che qua siamo ancora in fase di preventivo e che quindi tutti gli abbellimenti e le cose non ci interessano. Questo a me serve per avere il mobile delle dimensioni esatte e tutti i componenti che mi servono, così io posso andare a fare una lista esatta di quello che mi serve. Vediamo, qua c'è un errore, chiaro, perché questo avevo fatto fino in fondo perché era uguale, mentre di qua non c'era niente, andava bene, quindi un 19 diviso 2. Potete fare anche queste formule se non sapete fare i conti al volo come me e vedete che adesso va a matchare tutto perfettamente. Qua tolleranze non ne lascio perché tanto vi dicevo, interessa solo ricavarmi quanto materiale mi serve. Ora però vi starete chiedendo, prendiamo tutta questa parte qua, la seleziono col tasto V, la vado a oscurare, a nascondere. Voi direte ok zio, però qui hai un pezzo unico della struttura, chiaro, ma noi adesso andiamo a dividercela. Per dividerla facendo anche le giunzioni come volete voi, potete fare in diversi modi. Ok, io siccome
so che qui andrò a prendere un listellare di rovere o altro, voglio che questa parte qui sia unita insieme, ok? E ovviamente voglio un bel coso a 45 gradi come lo voglio qui, ok? Ma non lo voglio qua sotto, non mi interessa, ok? Tanto poi qui andrà bordato, quindi non si andrà a vedere, non mi interessa che sotto sia fatto così. Quindi adesso sono andato a disegnare i tagli che devono essere fatti e andiamo qua sopra in questo bel tool che è split body. Quindi io dico splittami questo body, vedete? Prima cosa che ti chiede è quale body vuoi splittare. Questo qua, qual è lo split tool? Bella, io gli dico me lo splitti qua. Ah, però lui me lo va a tagliare anche lì, giustamente. Vabbè, andremo a riunirlo dopo. Ah, invece se li metto tutti e quattro, guardate che scopro le robe come voi. Dico tagliamolo lì, tagliamolo là, boom. Lui mi ha detto errore, perfetto. Quindi non le facciamo tutte insieme. Split body, seleziona i tool, un tool e due tool, splitta, perfetto. E come vedete la struttura, la base lui me l'ha tolta, ok? Quindi se noi andiamo qua, scriviamo, la chiamiamo base e ci facciamo un body, un nuovo componente, scusate, e il nuovo componente la chiamiamo struttura, così dentro struttura, dentro body ho la base. Andiamo a richiamarci l'ultimo sketch, si è andato a chiudere, ok? Ora come vedete qua me li ha tagliati, però no problema, col tasto combine io gli dico bella, me la ritagli, me le riunisci e queste sono parti intere, quindi struttura è tutta un'unica parte di nuovo, quindi di nuovo split body, seleziona, tagliamolo così, taglia, e come vedete noi abbiamo tutte le parti che sono il fianco col taglio a 45, il sopra, e quindi lo chiamiamo top, lo chiamiamo lato sinistro, lo chiamiamo lato destro e selezioniamo questi e li andiamo a buttare in struttura. In struttura facciamo vedere tutto e noi abbiamo il nostro pannello già fatto, bello che pronto. Quindi abbiamo tutta la nostra parte fatta, come vedete questa è vista dal dietro, ok, della nostra strutturina. Qua abbiamo due cassetti, qua abbiamo le due ante e qui abbiamo il divisorio per la Play 5. Mi è stato specificato bene che è per la Play 5 questo spazio. La cosa che manca adesso è una schiena, per cui sempre qua, sempre comando R, sempre comando project e mi proietto queste forme che mi servono, perché io devo andare a prendere punto, selezionare questo e mi devo fare un bel meno 19. Ora non so se la schiena che andrò a trovare sarà da 19 o sarà un'altra schiena di qualche altro spessore, però vi ripeto è solo per un calcolo di materiale per il momento. Mi raccomando non cut ma new body. Come vedete quindi abbiamo questo e abbiamo questi qua che noi adesso potremo andare a prendere, selezionare tutti e visto che vanno in collisione andiamo a fare un estrudi e meno 19, così vanno all'interno, che unendo la nostra schiena qua va a perfetto matching. Maniglie, robe, se sono ammortizzate o meno, questo lo vediamo dopo, ok? È tutta una cosa che si vede dopo. Adesso mi serve solo per farmi un calcolo di quanto materiale mi serve da poi chiamare il fornitore. Tutto qua. Questo qua le chiamiamo ante e frontali, nuovo componente che è ante e frontali. Quindi arrivati a questo punto noi ci troviamo con tre componenti che sono base in ferro, struttura e ante e divisori. Quindi il mobile ha questo e come vi dicevo all'inizio qua c'è per forza questa cosa qui, a meno che non si voglia mettere all'interno. Guardando il disegno abbozzato anch'io lascerei una roba del genere, non me ne preoccuperei di questa asimmetria della cosa onestamente. Invece se noi andiamo su create physical materials andiamo a dare delle proprietà fisiche al nostro progetto. Oak, possiamo dare questo. Possiamo darlo singolarmente così oppure possiamo direttamente darlo a tutto il componente come a tutte le ante, ok? E noi abbiamo un mobile di questo tipo, very easy. Quindi questo qui è il nostro mobile che andremo a fare e ce l'abbiamo qua nei nostri bei tre componenti. Dopo quindi la fase di progettazione passa a quella di impaginazione di tutto. Ora per impaginare e per fare il calcolo del materiale ci sono
vari metodi. Io vi spiego quello più base di tutti, il più laborioso ovviamente, ma che è alla portata di chiunque. Se provi a scaricare Fusion stasera e utilizzi la licenza uso personale, quella gratuita, che è quella che utilizzo io, non hai bisogno di aggiungere niente, perché sennò ci sono delle specie di plugin da installare, alcuni ad a pagamento, alcuni no, che ti aiutano proprio in questo passaggio. Quello che dobbiamo andare a fare adesso si chiama nesting in gergo, che vuol dire andare a disporre in modo bidimensionale, quindi piatto, tutte le cose su un pannello. Il nostro pannello che andiamo a comprare, per esempio il classico 250x125, ipoteticamente andiamo a prenderle, metterle tutte su un unico piano e andiamo a incastrarle in modo da vedere e ottimizzare tutti i tagli. Ora vediamo come fare. Quindi abbiamo detto che c'è questo. Io per comodità non prendo questo modello e lo vado a smontare totalmente, ma cosa vado a fare? Qua abbiamo la struttura, ok? Seleziono non il componente, perché se faccio copia e incolla del componente lui mi incolla un altro componente che è collegato, perché se io qua sopra ci vado a disegnare un cerchio e io di questo cerchio ci vado a fare il buco, vedete che mi fa il buco anche in quella prima, quindi sono collegate queste due cose. Noi non dobbiamo fare questo, ma dobbiamo andare a aprire il componente struttura, aprire tutti i body, selezionare tutti i body e fare copia e incolla. Il copia e incolla me la vado a spostare qua e come vedete su body si sono andati a ricreare tutti i nostri pezzi. Poi cosa faccio? Vado a fare uno sketch su questo piano e vado a disegnarmi un pannello che quindi è 125 x 250. Possiamo dargli lo spessore che vogliamo, gli diamo 19 giusto per correttezza, perché è proprio il pannello che vogliamo, e lo chiamiamo pannello listellare. Ora il processo che stiamo per vedere è identico sia per le ante frontali, per qualsiasi cosa, quindi lo facciamo per la struttura e poi il resto è identico. Abbiamo detto che noi qua nei body abbiamo tutte le nostre parti che ci servono. Le prime due sono queste. Io andrei a prendermi la mia base, faccio M di move e vado a fare sempre point to point. Vado a prendere il punto qua e vado a prendere il punto qua. Boom. E lui me l'ha già posizionata, vedete? Poi abbiamo la schiena. Andiamo a prendere la schiena. Ok, lui come di default ti dà poi di nuovo l'ultimo elemento selezionato, quindi il point to point. Io vado su free move, lo sposto, gli do un'inclinazione di 90 gradi, torno su point to point, punto qua, punto qui e poi vado su questo o anche free move, è indifferente, e lo sposto di 5 mm. 5 mm è l'abbondanza del taglio della lama. Andiamo a considerare anche quanto materiale va di scarto quando lo andiamo a tagliare. Vediamo che già il pannello sopra non ci sta, quindi prendiamo il nostro pannello di listellare, copia e incolla, andiamo a prendere il nostro top, sempre M per comando sposta, lo andiamo a inclinare di 180 perché così gli angoli vengono in alto, quindi sempre point to point, lo andiamo a mettere qui, ok, perché di qua non ci sarebbe stato sicuramente. Poi abbiamo gli ultimi due che sono lato 1 e lato 2, quindi abbiamo questo, sempre M, lo giriamo, poi vediamo, questo potrebbe starci qui, quindi lo andiamo a girare di altri 90, point to point, point to point, poi lo andiamo a spostare di 5, l'ultimo. Quindi come vedete su un pannello classico da 250 e 125 ne servono due di pannelli per completare questo qua, e tutto questo è scarto. Ora potremo essere più professionali di così? Assolutamente sì. Allora un dettaglio che potremo fare qual è? Arrivato a questo punto, sapendo che l'unione che andremo a fare qua è 45 gradi e 45 gradi, potremo cercare di prendere un pannello più grande del dovuto, ok? Quindi abbiamo 30, qua abbiamo 2 metri e qua abbiamo 30 ancora, quindi fanno 2 metri e 60. Se troviamo in giro un pannello più grande di 2 metri e 60, magari da 3 metri, o ce lo facciamo tagliare dal nostro fornitore, noi potremo andare a dare al cliente un dettaglio estetico di fino, e cioè le venature che si andranno a creare qua avranno una continuità sui lati e sul top del nostro mobile, mentre il resto, il sotto e la schiena, ci interessa poco, come per tutti i frontali, e questi noi potremo andare a prendere un pezzo e fare le antine che abbiano la stessa identica venatura prese dallo stesso identico pezzo, e adesso proprio andiamo a fare questo. Ora quello che faremo è prendere i pannelli e fare questo qua, e io lo chiamo lista pezzi. Ci butto dentro l'altro pannello come ci butto dentro tutti i pezzi, viste così. Bene, arrivati a questo punto abbiamo modellato tutto
tutto il mobile in componenti diversi e abbiamo fatto il componente lista pezzi per fare il nesting di tutte le parti che compongono il nostro mobile. Ora cosa ci manca da fare? Il disegno tecnico con la lista dei pezzi da andare a fare. Possiamo procedere in due modi, dipende dal vostro progetto se è più o meno complesso, ok? Se è tipo l'enclosure come ho mostrato nel video della settimana scorsa, non c'è bisogno di fare grandi tabelle o robe, semplicemente si tirano delle quote e si fa in modo semplice, e vi faccio vedere quello. Poi vi faccio vedere anche un modo più completo per fare le robe per progetti un po' più complessi, come può essere stato la cucina in USB che ho fatto da Giacomo. Per progetti come questi sono plichi di 7-8, una decina di fogli anche, per cui procediamo. Quindi qui noi abbiamo il nostro componente lista pezzi con tutti i body all'interno. Questo è il modo più semplice di fare la cosa. Tasto destro, Create Drawing. Qua vi vengono fuori le impostazioni del foglio, il mio è sempre A4 orizzontale, millimetri standard ISO. Diamo ok, ci si apre la pagina e ci dice di posizionare il nostro pezzo. Noi diciamo ok, mettiamolo in vista dal top sopra, lo mettiamo magari grandezza 20 e via, e abbiamo questo bel disegno con sotto il nostro nome, il titolo del nostro progetto. E se vogliamo fare una roba veloce, giusto che andiamo al computer, la disegniamo e poi facciamo questo, è super facile farlo così. Con il tasto D che sta per Dimension andiamo a impostare le nostre dimensioni, ovvero vedete che se andate su una linea retta ve lo dà già, se no potete fare da punto a punto e spostarlo dove vi va. Potete fare questo discorso fatto per tutte le quote. Questa, come vedete, attenzione, ci sono le doppie linee perché abbiamo il taglio 45 rivolto in su, quindi andiamo da punto a punto e ci dà il nostro 300, come ci dà il nostro 600 di quota. Diciamo il nostro pannello è largo così e facciamo così per tutte le quote. Ok, arrivato a questo punto potete riposizionare dove volete. Qua sopra avete il tasto per ruotare quello che vi interessa. Se fate doppio clic qua tornate nella vista iniziale e potete scalarlo, magari lo facciamo un po' più piccolo, no? Così magari possiamo prendere, dire questo lo vogliamo ruotare in questo punto e lo mettiamo così in verticale. Possiamo prendere tutto e riposizionarcelo qua come ci pare. Quindi questa è la vista più facile, dove semplicemente abbiamo inserito le quote. Possiamo fare base view, metterne un'altra. Come vedete adesso qua togliamo lista pezzi, che è quello che non ci interessa. Questo qua lo possiamo scalare a 50, vediamo com'è ancora, 30, lo possiamo mettere a 20 semplicemente, e possiamo anche di questo cambiare la vista e lo possiamo mettere così visto da sopra, così abbiamo un riferimento anche visivo di come deve venire poi il nostro prodotto una volta terminato, o prendere piccole parti e indicarci come va fatta una particolare giunzione. Qua poi potete aggiungere viste, potete fare quello che volete in base a quello che vi serve e al vostro progetto. Ricordate sempre di fare questi schemi il modo più chiaro possibile. Se è una roba complessa, fatela in modo che debba anche capirla chi non sa niente di questo progetto. Qua c'è il nome, qui c'è i pezzi e questo come deve venire. Abbiamo una lista di tagli che sappiamo che dal pannello 1 al pannello 2 vanno tagliati così per ottimizzare i nostri tagli. Se vogliamo modificare questa qua sotto, facciamo tasto destro, edit block, facciamo ok. Qua abbiamo tutto, possiamo togliere anche delle parti che non ci interessano, come possiamo fare insert e andare a inserire il nostro logo. Magari lo andiamo a inserire qua nell'angolo, lo scaliamo più piccolo, 1,50, va benissimo. Lo andiamo a mettere qua in centro, facciamo fine. Quindi se dobbiamo andare a consegnare anche il nostro progetto a qualcuno, abbiamo anche questa vista molto più professionale, e questo è uno dei modi con cui si può fare. Quindi questo lo salviamo e scriviamo simple, che è quello più semplice. Ora vediamo quello un po' più professionale. Per avere proprio una tabella con lista di tagli per progetti più complessi, come vi dicevo, noi andiamo a prendere ogni body all'interno del nostro componente e tutti tranne i due pannelli che ci fanno da base li andiamo a trasformare in componenti. Quindi tasto destro, componente. Perfetto, quindi abbiamo componenti all'interno di un componente. Arrivate a questo punto, sempre tasto destro. Qua si può fare anche da qua sopra tasto destro, però ti prende tutte le altre cose che a noi non interessano. A noi interessa solo fare un disegno dal nostro componente lista pezzi. Stesso motivo, facciamo ok. Qua
mettiamo sempre front, qua mettiamo sempre questo e lo posizioniamo qua, magari come quello di prima, lo andiamo a ruotare. Qui arriva il bello. Se noi andiamo a prendere questo tasto table, ci fa una tabella, andiamocela a mettere qua nell'angolo a sinistra e boom, come vedete ci dà una tabella con già tutte le parti segnate e il nome di ogni parte. Ora questa tabella noi la possiamo modificare. In che modo? Semplicemente doppio clic sulla riga della tabella e qua andiamo a togliere, tipo item lo lasciamo, quantità lo togliamo, il materiale sappiamo che è legno, a meno che non abbiamo materiali diversi possiamo metterlo o lasciarlo. In questo caso io lo toglierei. Per modificarla nella grandezza si prendono i puntini e si spostano. Come vedete qua in ogni singola parte ha associato ad ogni componente della nostra lista pezzi un numero e un numero è dentro questo pallone, si chiamano proprio balloon questi, che vado a rimettere dentro il nostro schema. Ora i balloon possono essere anche rinominati, io per comodità lo faccio da destra a sinistra in ordine progressivo e man mano che si vanno a modificare vedete che anche qui vanno a modificarsi. Quello che ci manca qua cos'è? La descrizione. La descrizione cosa può essere? Tutte le informazioni che troviamo dentro la tabella fanno parte delle proprietà del nostro componente. Torniamo indietro su base, che è questo, tasto destro, proprietà. Qua all'interno abbiamo tutte le proprietà del nostro materiale, di che materiale è fatto, piuttosto che la descrizione, che è quello che ci serve a noi. Nella descrizione noi cosa andremo a scrivere? Semplicemente le dimensioni di questo pezzo. Le dimensioni in modo semplice si possono andare a recuperare qua, da physical in bounding box. Bounding box, queste sono le dimensioni, larghezza, lunghezza e altezza. Quindi noi è 1962 x 600. Andiamo a scriverci 62 per 600, diamo ok e questa cosa qui è fatta. Siccome sono collegate perché sono componenti, voi a questo punto salvate il progetto, tornate dentro questo e vedete che vi dà un segnale, bisogna fare il refresh. Se noi facciamo il refresh vedete che alla base è stata aggiunta la descrizione con la dimensione del nostro taglio, quindi a noi non resta che prenderci le nostre parti, fare properties, andarle a vedere in physical bounding 600 x 300. Quindi se noi vogliamo passare a quella dopo non dobbiamo fare tasto destro apri un'altra volta, ma ci schiacciamo sopra direttamente e lui te la apre e così noi continuiamo ora per tutti i componenti. Una volta fatte in tutte, controllate di aver compilato bene tutto, si va a salvare il nostro progetto, andiamo nel nostro e per magia bim bum bam abbiamo tutti i nostri tagli. Fatto questo, come prima potete inserire il logo, far quell'altro e salvare e stampare, andare giù in laboratorio e tagliarvi i vostri pezzi. Per fare questo processo, come vi dicevo all'inizio, ci sono vari metodi. Questo è quello gratuito che si può fare a mano, ci mettete il vostro tempo, però avete il vostro risultato impeccabile. Ci sono dei programmi, degli add-ins da installare, alcuni a pagamento, alcuni gratuiti, che vi aiutano a fare e a velocizzare questo processo. Non ve ne parlerò in questo video. Se siete interessati o avete qualsiasi domande, lasciate qua sotto un commento. La cosa negativa di Fusion a licenza personale è che appunto noi possiamo creare solamente una pagina alla volta. Se facciamo più qua vedete che ci indica che non possiamo, come non possiamo esportare in PDF, cosa che è veramente una rottura di palle. Se avete Windows o potete fare stampa virtuale in PDF o potete trovare altri scamotage, potete fare tutti i fogli singoli, sappiate che ve li salva come file separati dove avete salvato il vostro progetto. Questa è l'unica nota negativa per quanto mi riguarda di Fusion, di questa pagina, altrimenti è uno strumento incredibile. Penso di avervi spiegato tutto il mio workflow di cosa si può fare con Fusion in questa fase, quindi con gli strumenti base che ti vengono dati all'interno del programma. Se avete domande in più su altri argomenti, lasciateli qua sotto nei commenti, magari farò altri contenuti come questo per spiegarvi altre cose. E vi ricordo che se vi interessa imparare Fusion trovate il link per il corso della Makers Academy qua sotto in descrizione. Io ringrazio i Patreon che supportano sempre questo mio progetto e noi ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.